Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi siamo nel circuito di allenamento che uso per prepararmi al cross country, per fare fiato e soprattutto tecnica. Tra l'altro ci ho girato anche un video qui in questo posto, ve lo lascio qui sopra. E niente dai, oggi vi propongo un video dove vi parlo un po' di come io affronto i drop. Cos'è un drop? Praticamente, detto in maniera proprio sintetica, è un salto che però ha la rampa che è alla stessa pendenza dell'atterraggio, quindi è solo un dislivello. Ma siccome, tenetevi forte, l'atmosfera nei commenti dei video ultimamente è un po' troppo calma, secondo me, ho deciso di riproporvi lei. Beh ragazzi, bici elettrica. Ieri ho fatto 4 ore, un lungo su strada, ho fatto un bel girazzo e oggi per registrare questo video uso lei. Dovrei far scarico, ma invece di far scarico su asfalto così in mezzo alle macchine, sai che noia, andiamo su lei e via, dai, ci divertiamo. Non arrabbiatevi, ognuno è libero di usare quello che vuole, insomma, e è molto divertente, secondo me anche utile. Anzi, vi dirò di più, notizia quasi bomba, insomma, ho controllato ieri i regolamenti del campionato italiano di e-bike e attenzione, perché mi sa che ci faccio un pensierino se correrci o no. Secondo me viene fuori un race vlog davvero figo con la bici elettrica così. Dai, ci trasferiamo in pineta e andiamo su questo benedetto drop, insomma. Nel frattempo che ci avviciniamo ne approfitto per fare un giro del percorso, perché questa bici qui l'ultima volta che l'ho usata, che è stata anche la prima, è stata quando ho fatto il video appunto, quindi meglio, per evitare di schiantarsi, siccome non è neanche mia, provare a vedere un po' come risponde questa bici, perché sì, la prudenza non è mai troppa. Anche questo è un drop, ma non è quello che useremo oggi, però comunque sta bici qua si guida da Dio, io lo dico sempre. È la bici di mia mamma, quindi è una taglia più piccola, però ha fatto un gran affare a prenderla. Dai, facciamoci un giro della pineta. Mamma, come si guida, ragazzi. Come si guida. Eccolo, ora scendiamo e questo è il drop di oggi, quindi già subito così a vista lo facciamo. Bello, molto bello. Pensavo mi tirasse giù il peso, invece va già super bene così. Buona la prima, come si dice, no? Op. Attenzione, altro salto adesso. Questo è un salto però. Wow. Ok ragazzi, il drop che abbiamo appena fatto è questo qui, che come vedete non è molto alto, però insomma mi arriva circa al bacino, quindi saranno 60 cm, 70 cm, insomma. Dai, diciamo, non è un drop difficile di per sé, quindi le difficoltà oggettive non sono nel drop. Come vedete è stata fatta anche una rampa per poterlo copiare, ma non è il nostro obiettivo di oggi. Il nostro obiettivo di oggi è saltarlo, quindi riuscire ad affrontarlo alla massima velocità possibile, perché dobbiamo ricordarci che comunque, beh, nel mio caso il mio focus è anche quello di riuscire a passare le difficoltà nel tempo minore possibile, facendo gare, insomma, vedendo le cose in maniera agonistica. Quindi se noi abbiamo un pezzo dritto veloce con un salto e dopo un altro pezzo veloce, è cosa buona se riusciamo ad affrontarlo senza toccare i freni, quindi facendo correre la bici, anche perché tutte le volte che noi rallentiamo dobbiamo poi rilanciare la bici o perdiamo tempo, quindi è un inutile spreco di energia. Ma quindi in questo caso qual è la difficoltà? Beh, come vedete noi veniamo da qui sopra, dobbiamo scendere, fare questa curva verso destra, poi una leggera curva verso sinistra e il drop è qui, è questa linea qui che chiaramente da qui non si vede. Bene, in questa discesa che è qui a piedi vi faccio vedere step by step e vi dico tutto quello che faccio. Chiaramente voglio fare la precisazione che io non sono un maestro, anche se in realtà sì, perché la settimana scorsa ho dato l'esame per diventare tecnico istruttore della federazione e l'ho passato, quindi tecnicamente sì, sono un maestro, ma restiamo umili. Diciamo che le cose che vi dico sono provate su di me e fatte con la mia esperienza, che non è molta, anche se sono quasi 10 anni che faccio ciclismo a livello insomma un po' serio, però ognuno ha il proprio modo di affrontare gli ostacoli, le difficoltà ed è giusto così. Io vi racconto il mio.
Bene, partiamo da qui. Allora, in questo caso abbiamo qui la curva e noi quando siamo qua dobbiamo già aver capito e avere le intenzioni chiare su dove mettere le ruote. In questo caso io la prendo molto larga, perché? Per un semplice motivo, perché se noi allarghiamo poi vedete che la distanza è molto maggiore rispetto a prenderla interna. Io mi troverei già qui se la prendessi interna. Invece abbiamo questo 1,5 metri in più che ci dà la possibilità insomma di riprendere l'assetto in caso di imprevisto, o comunque di scegliere la direzione e avere maggiore velocità. Dopo aver fatto la curva insomma cerchiamo di prendere la direttissima nel salto, quindi andiamo qui. Quando siamo qui chiaramente molliamo i freni, molto importante perché sennò è pericoloso, e quando siamo qui in prossimità dell'uscita del drop con la nostra parte alta insomma, quindi con le braccia e col busto, dobbiamo dare un colpo alla ruota davanti, alla parte anteriore della bici, in modo tale da riuscire ad atterrare lì in giusto assetto, col giusto assetto, quindi ruota davanti e ruota dietro della bici che atterrano quasi contemporaneamente. Boh, le chiacchiere sono belle ma girare di più, quindi si va, dai, andiamo. Come dicevo, pedale agganciato, giusta direzione, curva larga, direzione e via. Là. Bene, mi sembra di aver detto tutto su come affrontare questo drop. Questo chiaramente è un po' più difficoltoso avendo le curve sopra e gli alberi sotto. Se avete dei dubbi, qualcosa, qualche perplessità che non avete capito, scrivetemi nei commenti che proverò a rispondervi molto volentieri. Ora il video per quanto riguarda il drop è finito. Io direi che potremmo farci 2 traversi, 2 curve fatte un po' bene, qualche saltino e poi andare verso casa. Mi faccio un paio di giri della pineta qui, hop, e ci divertiamo, perché per oggi abbiamo parlato fin troppo. Adesso vi lascio un po' di ASMR delle curve della bici. La cosa incredibile di questa bici è la versatilità e l'agilità con cui riesce a guidarla anche in discesa, nonostante pesi quasi come una macchina. Però veramente bici divertentissima sia in salita che in discesa soprattutto, è più divertente in discesa che in salita. Se avessi qualche bel soldino da parte me la comprerei, ma ce l'ho già in casa per fortuna, grazie alla mamma che me la presta ogni tanto per farci qualche video, così caricando i video con lei posso prendermi anche qualche insulto da parte vostra, e allora minimo sforzo massimo risultato. Anche per oggi siamo arrivati all'epilogo, questo video finisce qui. Fatemi sapere se vi è piaciuto con un like e iscrivendovi al canale, che è un grande aiuto per me per crescere, a voi non costa niente, e fatemi anche sapere nei commenti se ci sono altri tipi di difficoltà che vi piacerebbe che analizzassi, insomma, sotto il mio punto di vista. Ce ne sono tantissime e posso sceglierne una di quelle che mi scrivete, che secondo me può venire molto interessante lo stesso. Ragazzi, ci vediamo presto e alla prossima, buone pedalate, ciao ciao.